Nel febbraio scorso terrorizzarono una coppia di anziani nella bassa padovana, 3 banditi stranieri arrestati dai carabinieri. Ora posso dormire sonni sereni, dice una delle vittime. Festa del Redentore, ok sul piano sicurezza, ma è polemica sull'assenza di 77 vigili. Il comune all'attacco, inchiesta interna, ma i sindacati replicano assenze giustificate. Strade di sangue, 2 tragedie in moto, 21enne si schianta contro un'auto nel Veronese, 27enne perde la vita a Jesolo dopo essere finito contro un palo. Torrevai, il è toccato agli esperti del 3° reggimento Genio Guastatori rimediare al flop di giovedì, abbattere la torcia CV22 con 20 kg di esplosivo al plastico posizionati a 3 quote diverse. Primo giorno di ZTL con varchi elettronici accesi a Treviso, già una 60ina in mattinata, i veicoli a rischio sanzione, ma ci sono 5 giorni per giustificare l'accesso abusivo. In anteprima assoluta il governatore Zaia presenta i 2 possibili tracciati del nuovo treno delle Dolomiti, Calalzo Cortina in 50 minuti entro 10 anni. Le montagne del Bellunese che hanno ospitato in questi giorni il mondiale di parapendio, dominato da una sola nazione, la Francia. Tra poco tutte le immagini dello spettacolo. Buonasera, ben ritrovati in diretta con l'informazione di Antena 3, il telegiornale del Veneto. Cominciamo dunque, come avete sentito, dall'arresto dei violenti in 3 che lanciarono l'assalto a una villetta di anziani a Masi nel Padovano. Era il febbraio scorso quando terrorizzarono la coppia di 70enni. Ora hanno arrestato i 3, l'operazione da parte dei carabinieri. Commenta così l'anziana rapinata: adesso dormo sonni sereni. Avevano legato, imbavagliato, tenuto sotto sequestro per ore una coppia di anziani, avevano messo a soqquadro la loro casa e portato via gioielli, collane e soldi. Ora la banda di rapinatori che a febbraio aveva terrorizzato una coppia di 80enni di Masi sono stati arrestati. Sono 3 giovani marocchini con precedenti. I carabinieri sono risaliti ai banditi grazie alla segnalazione di un testimone che aveva visto una macchina sospetta girarsi quella sera di febbraio vicino alla casa della coppia rapinata. Grazie alle indicazioni parziale della targa, i militari pochi giorni dopo, durante un controllo stradale, hanno bloccato il capo della banda a Mantova. Portato in carcere durante la perquisizione è stata trovata parte della refurtiva. È efficace la perquisizione in carcere al personaggio principale, Yusuf Fari, che ha visto ritrovare la catenina della signora. Ci ha detto proprio che adesso dormirà più tranquilla. Ora posso riprendere a dormire serena, ha esclamato l'82enne rapinata quando ha saputo dell'arresto di tutta la banda. I 2 complici sono stati individuati grazie anche alla descrizione precisa fatta dai 2 anziani che hanno riconosciuto gli indumenti usati dai 3 stranieri durante la rapina violenta. Un assalto programmato pare, visto che i malviventi cercavano qualcosa di specifico. Cercavano delle armi che in effetti aveva il padrone di casa, ma che aveva ben occultato, teneva come devono essere tenute a norma di legge, e poi non ha saputo resistere, non ha detto dove erano nascoste, ma inizialmente loro si vede che avevano delle informazioni precise e cercavano le armi. All'appello dunque potrebbe mancare ancora un complice che avrebbe fornito le indicazioni riguardanti le armi che fortunatamente non sono riusciti a rubare. Ora i 3 sono rinchiusi nei carceri di Mantova, Rovigo e Vicenza. Ora ci spostiamo a Venezia, è diventato ormai un caso nazionale, ancora una volta, come forse ricorderete era già avvenuto a Capodanno, qualcosa di simile anche a Roma. Insomma, i vigili assenti, 77 sui 162 previsti per il Redentore sabato sera. Il sindaco Brugnaro è furioso, tanto che ora vuole aprire un'inchiesta interna. Questa amministrazione è assolutamente perplessa e contrariata del fatto che insomma, un numero considerevole, per quanto sembra dai primi numeri, di personale che in un qualche modo insomma, è venuto meno a quanto era stato programmato. Non vogliamo essere indifferenti a un gesto così significativo, perché parliamo di un numero considerevole.
Una settantina di vigili sarebbero mancati all'appello sabato sera durante i festeggiamenti del Redentore a Venezia. Un gesto che ha fatto infuriare l'assessore alla sicurezza e il sindaco Brugnaro, che ha annunciato opportune verifiche. Gli sforzi di questa amministrazione sono notevoli nei confronti del corpo della polizia locale. Certo, non è un momento facile per nessuno, però insomma l'impegno noi lo mettiamo tutto. Per cui ci si aspetta che anche gli altri agenti e via comincino a capire che da parte nostra c'è massima collaborazione in questo senso, però queste situazioni veramente non possono che contrariare chiunque, naturalmente, soprattutto il cittadino, che è quello che subisce il disservizio. Nei prossimi giorni dunque saranno effettuate tutte le verifiche su chi si è messo in malattia o ha usufruito di permessi come quello per assistere parenti infermi attraverso la legge 104. Mi spiace soprattutto perché questo lo trovo anche un atto poco gentile nei confronti dei colleghi, che invece si sono dovuti sobbarcare un onere non indifferente, visto la tipologia dell'evento e la materia che ci riguarda, perché parliamo di sicurezza e forse qualcuno se lo sta dimenticando. Ci auguriamo di sbagliarci, ci auguriamo che tutto questo possa ritrovare il giusto equilibrio e anzi intensificare la collaborazione fra tutti noi, e quindi portare avanti obiettivi comuni sempre più in maniera più incisiva. Però gli accertamenti del caso verranno fatti. E adesso sentiamo la replica immediata da parte dei sindacati coinvolti in questa polemica. Numeri alla mano dicono basta bugie, questa amministrazione sta rovinando la città. Io non capisco veramente, resto allibito di questo signore, perché faccio fatica a chiamarlo assessore, di questo signore che non ha, in questa specifica ragionamento, dimostra di non avere né arte né parte, ma proprio nulla, meriterebbe di essere querelato. Se loro vogliono far cassetta con queste cose, basta, perché non esiste. Prima o poi la gente, un po' alla volta, aprirà gli occhi, si renderà conto delle bufale che stanno raccontando questi signori. Questi signori stanno insegnando l'odio, stanno mettendo lavoratori contro città, e non è così, forse dovrebbero farsi un esame di coscienza e capire che questa città la stanno rovinando e che la città si governa con i lavoratori, non con altri. Continua la guerra tra amministrazione e sindacati. Numeri alla mano sulle assenze dei vigili la notte del Redentore, Mario Ragno sostiene che non ci siano i presupposti per avviare verifiche sui singoli dipendenti. Le assenze per motivi sono 5 leggi 104, mi sembra che non sia un'esagerazione, 13 malattie fanno 18, un congedo straordinario che se viene concesso c'è un motivo molto grave fa 19, 9 congedi parentali dove le persone non vengono pagate o hanno una riduzione netta dello stipendio, quindi abbiamo detto 28, 3 recupero straordinario che viene concesso dall'amministrazione, l'amministrazione potrebbe dire no, non lo recuperi oggi ma domani, quindi fa 31, 7 aspettative non pagate fa 38, 2 maternità 40, 4 infortuni 44, un permesso studio 45. Le persone l'anno scorso erano 172 messe in servizio, quest'anno 184. La UIL insiste, tutte le assenze sono giustificate e si sta creando un caso sul niente. Basta polemiche, basta storie, tutte le assenze sono assenze legittime, non c'è nessuna esagerazione, non c'è nessun caso Roma, non ci sono vigili mutanti, non c'è niente. Per cui, per piacere, basta. Caro assessore, se vuoi un consiglio cambia mestiere. Vedremo come andrà a finire. Intanto tragedia questa notte a Jesolo, ha perso la vita un giovane cuoco di Eraclea in sella alla sua moto. La stanchezza al termine di una notte di lavoro è stata probabilmente all'origine del tragico schianto in cui ha perso la vita Andrea Boso, 26enne di Eraclea. Alle 3:30 è uscito dal club di Jesolo dove lavorava come cuoco e ha inforcato la moto diretto a casa, ma percorrendo via Canal Calmo in località Capirami è uscito di strada sbattendo contro un platano e finendo poi nel fossato al lato della strada insieme alla moto. Il corpo del giovane è rimasto lì fino al mattino, nascosto alla vista di chi percorreva la via. Ad accorgersi di lui alcuni operatori ecologici intorno alle 9. Sul posto sono accorsi vigili del fuoco e polizia locale e poi anche i familiari del ragazzo residente in località Ponte Crepaldo. Dai rilievi non risultano tracce di frenate né indizi che portino a pensare al coinvolgimento di altri veicoli. Andrea Boso avrebbe compiuto 27 anni a ottobre, praticava il basket a livello amatoriale ed era riuscito a trasformare in lavoro una delle sue grandi passioni, quella per la cucina. Decine i messaggi addolorati degli amici che hanno raggiunto la famiglia in queste ore drammatiche.
Un altro motociclista, 21enne, appena è morto in un incidente avvenuto sempre questa notte ad Arbizzano di Negrar, in Valpolicella, nel Veronese. La moto del giovane si è scontrata con un'auto. Il motociclista Alberto De Bastiani è stato trasportato ai sanitari del 118 in gravissime condizioni al Polo Confortini a Verona, ma è morto dopo poche ore. Un'altra tragedia sui campi, quella che ha coinvolto un 59enne, morto sotto il trattore rovesciato. Un incidente avvenuto ieri sera, ma a scoprire il corpo soltanto questa mattina. È uscito di sera per evitare le ore più calde, ma questa scelta gli è stata probabilmente fatale. Fosse successo di giorno, forse la sua assenza sarebbe stata notata prima. Invece è passata un'intera notte prima che il corpo di Renato Braido fosse trovato esanime sotto il trattorino ribaltatosi, diventato una tomba per il 59enne di Santa Lucia di Piave. L'ennesima tragedia sui campi, quella consumatasi nella frazione di Sarano, vittima uno dei 3 fratelli che abitano in questa grande casa accanto all'azienda agricola omonima, in mezzo a filari di viti e coltivazioni. Una grande abitazione con accessi separati. Braido, 59 anni, professione custode, dava una mano tra i campi ed abitava da solo. Ieri sera è uscito con il mezzo per sfalciare l'erba vicino agli argini di un canale, ma non ha fatto più ritorno. Mentre stava rientrando, infatti, qualcosa lo ha tradito. Un malore, una distrazione, di fatto il mezzo si è rovesciato sopra di lui, schiacciandolo. Difficile capire in queste ore se è morto subito o è rimasto agonizzante a lungo, solo un esame autoptico può stabilirlo. L'uomo è rimasto sotto il trattorino fino a stamane, quando, poco prima delle 9, alcuni operai edili in zona per un lavoro hanno notato il veicolo ribaltato, capendo subito il dramma. Sul posto sono accorsi i carabinieri, i vigili del fuoco, i sanitari del SUEM e i tecnici dello Spisal, con loro anche i fratelli di Braido disperati per l'atroce notizia. Nulla da fare per l'uomo, in corso gli accertamenti per capire l'esatta dinamica della tragedia e comprendere cosa possa aver causato il rovesciamento del mezzo, diventato una trappola mortale per lo sfortunato 59enne. Adesso a Vicenza invece, dove un camion a fuoco in corsa questa mattina lungo la tangenziale di Vicenza ha ovviamente impegnato i vigili del fuoco, così come un altro incendio di un'auto in sosta invece in pieno centro. 2 veicoli a fuoco nel giro di un paio d'ore, momenti di tensione questa mattina lungo la tangenziale di Vicenza in direzione Torri per l'incendio del carico di un furgone cassonato che trasportava sacchetti in plastica per le deiezioni dei cani. In piena corsa l'autista è stato avvertito dagli automobilisti in transito delle fiamme sul retro del veicolo. Immediato l'allarme ai pompieri, intervenuti con 2 automezzi per spegnere le lingue di fuoco che hanno distrutto tutto il materiale. Poco prima i vigili del fuoco erano intervenuti in corso San Felice, dove era andato bruciato il cofano di un'auto in sosta, da capire le origini delle fiamme. Revocati gli arresti domiciliari, torna un uomo libero, l'ex sindaco di Abano Terme, Luca Claudio. Luca Claudio è un uomo libero, revocati anche gli arresti domiciliari, l'ex sindaco di Montegrotto e Abano Terme ha riavuto i documenti e ora è a tutti gli effetti libero. Al campanello della sua abitazione però non ci ha risposto nessuno e anche nella parte visibile dall'esterno della proprietà solo il cane si è fatto vedere. A chi ha incontrato qualche familiare nel corso della giornata è stato detto che l'ex sindaco è fuori città e che per il momento non rilascia dichiarazioni. Dopo un anno circa trascorso tra il carcere 2 Palazzi e i domiciliari e un patteggiamento nell'ambito dell'inchiesta sulla cosiddetta Tangentopoli delle Terme, ora Claudio non ha più alcun provvedimento restrittivo a suo carico. Nel frattempo è stata fissata per ottobre l'udienza in tribunale per verificare un'altra accusa, quella relativa a una presunta tangente sulla bonifica della discarica di Giarre, frazione di Abaro, del valore presunto di circa 280.000 euro. Intanto la Guardia di Finanza indaga su un lascito da 600.000 euro donati da un benefattore padovano a un'associazione che si occupa di aiutare i bimbi dell'Africa e che le Fiamme Gialle sospettano siano legati in qualche modo all'ex sindaco di Abano. I soldi depositati in un conto sono stati bloccati dai finanzieri dell'associazione. Ora sotto la lente degli investigatori fa parte anche Marco Claudio, il fratello dell'ex sindaco. Alla fine sono dovuti intervenire i militari, parliamo dell'abbattimento della prima delle 2 torri ex Vinyls, il tutto ieri pomeriggio.
potenti esplosioni, una breve oscillazione, poi il crollo. In una manciata di secondi se n'è andato un pezzo importante della storia di Porto Marghera. È toccato agli esperti del 3° Reggimento Genio Guastatori rimediare al clamoroso fallimento di giovedì e abbattere la torcia CV22 con 20 kg di esplosivo al plastico posizionati a 3 quote diverse. La torre è venuta giù, l'avete vista anche voi, senza fare altri danni, tra l'altro con un predisposizione molto veloce. Un'impresa non facile, inizialmente sottovalutata l'abbattimento del colosso di 153 metri. L'intervento dei militari con il plastico, uno dei più potenti esplosivi esistenti e perciò in dotazione solo all'esercito, è stato necessario dopo che la torre aveva resistito al primo tentativo di demolizione con la dinamite. L'abbattimento, annunciato per le 10:30 di domenica mattina, è invece andato in scena a metà pomeriggio. Meglio prendersi tutto il tempo necessario che ripetere la figuraccia. È un'operazione molto delicata che ha previsto il caricamento dei pilastri e delle opere di protezione al fine di tutelare tutte le opere che sono all'intorno della struttura, quindi tutto come previsto. Ancora incerto, almeno nelle tempistiche, il destino dell'altra torcia, la CV24, più alta di 12 metri rispetto alla sorella. Inizialmente doveva andare giù venerdì, ma tutte le operazioni sono state bloccate dopo quanto accaduto il giorno precedente. Al momento il prefetto ci ha chiesto di collaborare con la ditta per questa prima torre, non abbiamo al momento nessuna informazione. Ora ci spostiamo a Treviso, primo giorno di attivazione delle telecamere ai varchi della zona traffico limitato in centro. Una 60 solo in mattinata, le auto potenzialmente multabili, ma entro 5 giorni è comunque possibile giustificare questo errore o l'infrazione. Diciamo che come primo giorno è un giorno molto positivo proprio nell'ottica di una maggiore informazione e di una fruizione importante della città. Nuovi varchi elettronici presidiati dalla polizia locale, una sorta di promemoria per i distratti. Attenzione che da oggi la sanzione per chi accede alle zone a traffico limitato della città senza permesso scatta automaticamente. Da mezzanotte alle 13 circa una 60 i veicoli potenzialmente sanzionabili, quelli cioè che non hanno comunicato la targa preventivamente. Gli automobilisti hanno comunque 5 giorni di tempo per evitare la multa, giustificando l'accesso in ZTL all'ufficio permessi, sempre che abbiano un buon motivo. I trevigiani non si sono fatti cogliere impreparati. Chi sfila senza esitazione davanti agli occhi dei vigili lo fa sicuro di sé. Chi si accorge di rischiare la multa chiede subito informazioni. L'impressione è molto positiva, parlando con i vigili che sostanzialmente hanno detto che le persone, i trevigiani, erano a conoscenza del nuovo sistema di accesso. Qualche informazione in più è stata data a persone che non venivano da Treviso, quindi non del comune, o qualche invalido, qualcuno che aveva la possibilità di avere la possibilità di usufruire dell'accesso, ma questo viene sanato con il fatto che avranno 5 giorni di tempo per poter portare i provvedimenti che legittimano la loro possibilità di circolare. 5.300 da marzo a oggi permessi temporanei richiesti. Casugana ha voluto una partenza soft, scegliendo tra l'altro un placido lunedì di metà luglio. In pratica si è fatto di tutto per non dover multare. L'ottica non è quella di fare cassa o di fare multe, ma è quella dell'ottica di preservare un luogo importante, il centro, il cuore della nostra città. La prima azienda della nostra regione, il turismo, oggi presentati, i dati sono ancora in crescita. Turismo veneto ancora in crescita dopo il record del 2016 che aveva visto 17,9 milioni di arrivi e 65,4 milioni di presenze nella nostra regione. Nei primi 6 mesi di quest'anno l'ufficio statistico di Palazzo Balbi ha registrato un più 8,3% negli arrivi e un più 8,1% nelle presenze, secondo le stime elaborate sui dati di alberghi e campeggi. A rilanciare il settore, in particolare il ritorno alle vecchie abitudini di molte famiglie italiane che con la crisi avevano smesso di frequentare le nostre località. In quelle balneari nel 2017 sono aumentati del 25%. Il tema è quello economico, è inutile che ci nascondiamo, le famiglie italiane non hanno più nella media le disponibilità economiche per potersi permettere le vacanze che si poteva permettere 10 anni fa, quindi timidamente si stanno riaffacciando, li vediamo, anziché una settimana fanno 3 giorni, scelgono un albergo di categoria magari più bassa, però devo dire che i segnali che l'italiano ritorna a fare vacanza ci sono. Il più 17,3% di arrivi e più 16,2% di presenze nei campeggi è invece spiegato dalla crescita della Germania, che resta il primo mercato estero di riferimento. Le presenze sono arrivate a 4,8 milioni e nella seconda metà
dell'anno ne sono previste molte di più. Domani Matteo Salvini, leader della Lega Nord, andrà a Sottomarina a incontrare Gianni Scarpa, il gestore della cosiddetta spiaggia fascista. Oggi abbiamo raggiunto al telefono Scarpa perché è stato un weekend di record per quanto riguarda le presenze nel suo lido. Tanti bagnanti così non ne ho mai visti in 22 anni, ci dice. Io in 22 anni non ho mai avuto tanta gente così e di conseguenza sono molto contento, perché alle 10:04 avevo finito tutti i 600 lettini, non è mai capitato una roba del genere, di solito li finisco a mezzogiorno e mezzo. Un diluvio di selfie e strette di mano, non è dato sapere se nella formula gladiatoria, cioè lungo l'avambraccio, ma per Gianni Scarpa e la sua spiaggia soprannominata fascista è stato un weekend di record assoluto che nemmeno lui si attendeva. E di certo non si aspettava che Monsignor Tessarollo, vescovo di Chioggia, criticasse il clamore suscitato dai cartelli, bollandoli come semplice goliardia. ma guarda lì cosa mi è capitato, santo Dio. Io non vado in chiesa, questa volta mi tocca andare in chiesa. Però io sono un credente, credo in Dio. Non pensa di lasciare a fine stagione, anche se a 64 anni la sveglia alle 5 e il lavoro sino alle 9 di sera pesa. Basta divisioni e il suo appello ai ragazzi di Sinistra Italiana che nei giorni scorsi avevano protestato davanti allo stabilimento. Basta centri sociali, Casa Pound e Forza Nuova, dice. Tutti uniti, è il suo appello, dobbiamo lavorare per un paese che va verso il baratro. E di Terry Manfrin, suo cuoco per qualche tempo e soprattutto segretario PD in una spiaggia mussoliniana, dice. Io penso che lui venendo qui non dava importanza a niente, faceva il suo lavoro e andava via. Devo solo dire che è una gran brava persona. Tutto lì. Anteprima assoluta, questa mattina continuiamo a parlare di turismo per quanto riguarda i due tracciati possibili del treno delle Dolomiti. La presentazione con il governatore Luca Zaia oggi a Belluno, che ha annunciato anche la realizzazione dell'aeroporto turistico a Cortina entro i mondiali del 2021. Inizierà a sferragliare lungo la vecchia linea del treno delle Dolomiti entro 10 anni, un costo, nelle due ipotesi, comunque sopra i 700 milioni di euro. Cifre non impossibili, ha detto questa mattina il governatore Luca Zaia, presentando in anteprima assoluta a Belluno i due progetti di collegamento ferroviario tra Calalzo di Cadore e Cortina d'Ampezzo. Il primo tracciato, quello della Val Boite, ha una lunghezza di 33 km, un tempo di percorrenza stimato in 40 minuti, 5 fermate, Valle Vodo, Borca San Vito, Cortina Centro e un investimento previsto di 710 milioni di euro al netto di IVA ed espropri. L'altro, più lungo, lambendo le base delle tre cime di Lavaredo, 48 km in 58 minuti, avrà 7 fermate e un investimento di 745 milioni. La presentazione di oggi dimostra che non è un sogno irrealizzabile, ha detto Zaia, ricordando le stazioni già percorse in questo iter, l'intesa con il Ministero e la provincia autonoma di Bolzano. Le risorse saranno europee, statali e regionali nell'idea del governatore per un tracciato che sarà competitivo con gli spostamenti in auto. Entro settembre conclusione delle consultazioni con il territorio per scegliere la soluzione migliore e il tracciato più completo. Quindi Zaia ha anche annunciato per Cortina d'Ampezzo un piccolo aeroporto turistico che sarà pronto entro l'inizio dei campionati del mondo di sci nel 2021. Investimento tra i 20 e i 25 milioni con il prolungamento della pista che era attiva sino al 1965. Ora a Padova il no, c'è una polemica che va avanti ormai da diverso tempo, il no al centro commerciale di Due Carrare, dal Castello del Cataio a Battaglia Terme, comitati di cittadini, sindaci, associazioni di commercianti e agricoltori hanno lanciato un unico grido contrario appunto a questa futura opera. Un centro commerciale del quale si può, si deve fare a meno. Nella sala dell'albero genealogico del cinquecentesco Castello del Cataio a Battaglia Terme, sul no al centro acquisti di Due Carrare c'è unanimità. Nessuno vuole la colata di cemento di 32.000 metri quadrati su 2 piani sulla grande area agricola situata appena fuori dal casello della 13 di Terme Ugane e proprio di fronte al castello. Io sto chiedendo un tavolo di confronto col ministro Franceschini perché qui abbiamo un monumento di rilevanza non regionale ma nazionale che deve essere tutelato in una fascia di rispetto adeguata. Decisamente contraria all'opera Confesercenti, Ascom e Coldiretti.
non c'è più spazio per un centro commerciale di queste dimensioni, si stanno cannibalizzando tra di loro, creano situazioni di estrema difficoltà economica e soprattutto è un business sempre e solo immobiliare. Dopodiché avremo bisogno di portare i nostri cittadini magari in pullman al centro commerciale, come ho sentito, e questo per me sarebbe un dramma sociale. Una possibile via d'uscita l'ha indicata il sindaco di Arquà Petrarca Luca Callegaro: far inserire alla regione il territorio comunale di Due Carrare nel parco dei Colli Euganei, anche se nessun consigliere regionale era presente in sala. Infine l'appello del proprietario del castello ai cittadini padovani e veneti. Venite a visitarlo, primo, venite, fate un'interpellanza come volete con firme per sostenere questo scempio che non venga costruito di fronte al castello. Allora, adesso torniamo sulle montagne del Bellunese, perché in questi giorni hanno ospitato, come avevamo annunciato, i mondiali di parapendio dominati da una sola nazione. Sentiamo quale. Bianco, rosso e blu. Il parapendio mondiale si tinge con i colori della Francia. Sono stati proprio gli atleti transalpini i veri dominatori dei mondiali di parapendio Monte Avena 2017, ospitati quest'anno per la prima volta in Italia e che con le 48 nazioni in gara ha segnato il record assoluto nella storia di questa disciplina. Più di 30.000 gli appassionati che negli 11 giorni di gara si sono mossi per seguire da vicino i 150 piloti in lizza per il titolo. 150 vele che si sono mosse in un'area di 5.000 km quadrati, regalando uno spettacolo mozzafiato che ha coinvolto i cieli di tutto il Triveneto. E come detto, a dominare in ogni classifica è stata la Francia. Nella categoria overall l'oro è andato a Pierre-Rémy, argento al britannico Guy Anderson e doppia medaglia di bronzo per il francese Honorine Amar, campione del mondo uscente, e per lo sloveno Juri Vidic. Tra le donne resta regina indiscussa la già campionessa in carica Seiko Fukuoka-Naville. Argento per Carrie Ellis, l'australiana rivelazione del campionato, bronzo per l'italiana Silvia Buzzi-Ferraris. Ancora Francia anche per loro squadre, argento alla Slovenia e bronzo alla Svizzera. A Jane Fonda e Robert Redford saranno attribuiti i Leoni d'Oro alla carriera della 74esima Mostra Internazionale del Cinema di Venezia. La decisione è stata presa dal CDA della Biennale, presieduto da Paolo Baratta, su proposta del direttore della Mostra del Cinema Alberto Barbera. La consegna dei Leoni d'Oro alla carriera a Jane Fonda e Robert Redford avrà luogo venerdì 1 settembre nella Sala Grande del Palazzo del Cinema Lido di Venezia. Ora vi ricordo gli ospiti di 20 e 10 che è in onda questa sera per l'appunto alle 20:10 sui temi di attualità, Riccardo Barbisan, consigliere regionale della Lega Nord, e il democratico del PD Niccolò Rocco. Adesso spazio alle previsioni meteo per le prossime ore, grazie per averci seguito, buona serata. Da Vittorino, panificio, caffetteria, paninoteca e pub, aperto dalle 4:30. Anticiclone Caronte alla riscossa dopo la tregua più mite concessa nei giorni scorsi. Qualche addensamento solamente sulle Alpi, anche con isolati acquazzoni. Vediamo il dettaglio. Sul Veneto tanto sole e bel tempo, salvo un po' di nubi sparse sulle aree centrali. Diamo uno sguardo alle temperature, le massime sono previste tra i 27 e i 34 gradi, valori minimi attesi tra i 16 e i 20 gradi circa. Andiamo ora a vedere che tempo farà sul Friuli Venezia Giulia. Anche qui avremo un bel tempo soleggiato e stabile ovunque, salvo poche nubi alte e innocue sulle aree centro-occidentali. Temperature massime previste tra i 29 e i 32 gradi, valori minimi attesi tra i 18 e i 19 gradi circa. Concludiamo con uno sguardo alla situazione meteorologica del Trentino Alto Adige. Anche qui sarà soleggiato, solo i settori alpini di confine saranno interessati da più nubi, anche con locali rovesci, soprattutto pomeridiani. Temperature massime previste tra i 30 e i 33 gradi, valori minimi tra i 16 e i 17 gradi circa. Il mare sarà calmo sulle coste, quasi calmo al largo, i venti deboli e sudorientali. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, arrivederci al prossimo aggiornamento.
Da Vittorino, panificio, caffetteria, paninoteca e pub, aperto dalle 4:30.